Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo di oggi, venerdì 28 luglio. Un giovedì pomeriggio veramente da dimenticare, quello di ieri, per i due gravi incidenti stradali, uno dei quali mortali, che hanno scosso la comunità clodense. Il primo si è verificato attorno alle ore 16, poco dopo il ponte dei Cavanis, mentre il secondo è avvenuto a Cavanella d'Adige. La tragedia più eclatante è avvenuta a Borgo San Giovanni, subito dopo il ponte dei Cavanis, quando un giovane di 20 anni alla guida di una moto Ducati che stava viaggiando da Chioggia verso Borgo San Giovanni, quando un gruppo di turisti francesi stava attraversando le strisce pedonali e sembra che il giovane abbia cercato di evitarli, ma comunque ha colpito violentemente una ragazza di 21 anni che faceva parte del gruppo di turisti. Per l'urto il ragazzo è andato a finire a volato sbattendo violentemente contro la cartellonistica. Il trauma riportato non ha lasciato scampo al poveretto che ha perso la vita pochi minuti dopo. Sul luogo dell'incidente sono giunte ambulanza, automedica, vigili del fuoco e polizia locale. I soccorsi però non hanno potuto far altro che constatare la morte del ragazzo. La ragazza investita è stata stabilizzata sul posto e successivamente trasportata in elicottero che attendeva sullo stadio Aldo Dino Valari, da cui poi è stata trasferita a Mestre per ricevere le cure necessarie. Al momento della stesura di questo servizio non vi è ancora una conferma ufficiale, ma una fonte ha suggerito che il giovane motociclista potrebbe essere residente in uno dei comuni della Sacisica. Sulla pagina social di Chioggia Azzurra, al contrario di quanto avviene quando la vittima di un incidente stradale è un residente, al momento nessuno ha ancora identificato questo ragazzo. Ciò fa propendere per l'ipotesi che possa essere effettivamente il giovane della Sacisica, anche perché nel suo profilo Instagram emerge che è un appassionato di moto e spesso appare a bordo di una moto Ducati, lo stesso modello coinvolto nell'incidente. Subito dopo la partenza dell'elicottero con la ragazza ferita diretta all'ospedale di Mestre, i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire in un altro incidente avvenuto a Cavanella d'Adige nei pressi dello Sporting 2000. Un residente della zona, mentre stava svoltando per entrare in casa, è stato tamponato da un camion. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento dell'elicottero del SUAMI 118 per soccorrere la vittima. L'elicottero è atterrato sui campi sportivi dello Sporting 2000 per garantire una discesa in sicurezza. La strada Romea è rimasta bloccata per diverse ore e solo alle 20:20 è stata riaperta al traffico, però in modo alternato, poiché non è ancora stato possibile rimuovere il camion coinvolto. Queste due tragiche vicende hanno lasciato una profonda tristezza nella comunità locale, richiamando l'attenzione sull'importanza della sicurezza stradale e sulla necessità di rispettare scrupolosamente le regole del codice della strada. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Marco Dolfin, consigliere regionale dell'Intergruppo Lega Liga Veneta, ha fortemente voluto portare il fenomeno dei venditori abusivi sulle spiagge venete all'attenzione della Quarta Commissione, al fine di affrontarla a livello regionale. Il problema dei venditori abusivi è un ritorno stagionale che va oltre la questione del decoro, poiché minaccia anche la sicurezza dei bagnanti sulle nostre coste. Nella seduta di ieri sono stati ascoltati i rappresentanti di categoria delle spiagge di Jesolo e Sottomarina. Altre audizioni seguiranno, coinvolgendo anche i sindaci delle località costiere e le forze dell'ordine. Questo approccio completo è essenziale per comprendere appieno la situazione, soprattutto perché solo sulla spiaggia di Sottomarina si contano oltre un centinaio di venditori abusivi di varie etnie. Il commercio irregolare è ben organizzato, i venditori tornano alla battigia per vendere nuovamente gli stessi prodotti anche dopo i sequestri. La situazione presenta problemi di decoro e sicurezza, poiché la presenza di venditori ambulanti con i loro sacchi, teli e prodotti incide negativamente
negativamente sull'esperienza dei turisti e dei bagnanti. Inoltre, i prodotti di dubbia provenienza rappresentano un rischio per la salute dei consumatori. Le difficoltà nell'effettuare i sequestri è legata alla fuga dei venditori abusivi tra la folla quando si avvicina la polizia locale e le forze dell'ordine, con rischi di scontri e ferimenti tra gli stessi venditori e i turisti. Obiettivo principale è ottenere una visione completa del problema lungo le coste venete, al fine di adottare le misure più efficaci per fermare questo fenomeno. Tra le azioni previste vi è la necessità di rafforzare l'informazione e la sensibilizzazione dei potenziali clienti dei venditori abusivi, attraverso una campagna di sensibilizzazione. Inoltre si valuta la possibilità di attivare un tavolo regionale permanente per affrontare e risolvere in modo strutturato e continuativo questa delicata problematica. Pensa alla vita, guida con la testa è la campagna per la sicurezza stradale promossa dall'ANVU, Associazione Professionale della Polizia Locale d'Italia, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini, sia i residenti che i numerosi turisti presenti nelle località di vacanza, su alcuni temi della sicurezza stradale, come l'uso del casco, delle cinture di sicurezza, dei sistemi di trattenuta, la corretta guida di ciclomotori o motocicli, nonché sui comportamenti a rischio dovuti alla guida in stato di alterazione da alcol e droghe, con l'obiettivo primario di ridurre il numero di incidenti e soprattutto di vittime. Dall'Adriatico alle Dolomiti è lo slogan che ANVO ha voluto creare per dare il giusto significato all'impegno assunto nel portare la sicurezza stradale nelle maggiori località turistiche del litorale e della montagna venete. Arriva quindi a Chioggia sul Boulevard di Piazza Italia giovedì 1 agosto dalle ore 20 alle ore 23. In tale occasione sarà vietato il traffico nel tratto di Viale Veneto che va da Piazza Italia al lungomare e sarà vietato il parcheggio sugli stalli che si affacciano su questo tratto. Divieto di transito anche in Viale Trieste, da Viale Po a Viale Veneto. Lo svolgersi della manifestazione ci viene reso noto a poche ore dall'incidente che è costato la vita a un giovane tra le strade cittadine. Una perdita per la famiglia, gli amici e per chiunque lo conosceva. È fondamentale continuare a sensibilizzare tutti coloro che guidano un mezzo dell'importanza di rispettare le norme, anche per la propria sicurezza, non solo le auto, i mezzi pesanti, le moto, ma anche le bici, per le quali non si può più parlare di mezzi a bassa velocità. Il rispetto del corretto senso di marcia, mantenere la propria corsia, il rispetto delle precedenze e dei limiti, il corretto uso del casco e delle cinture di sicurezza sono norme fondamentali che vanno ripetute perché tutti capiscano l'importanza del rispettarle. Buffett, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Buffett. Buffett, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Ieri, durante una cerimonia tenutasi presso il Museo Archeologico Nazionale di Venezia, il comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia ha consegnato al direttore regionale Musei del Veneto, Daniele Ferrara, un importante ritrovamento, un'antica anfora attica a figure nere, databile attorno al 500 a.C., attribuibile al gruppo di Leagros. La cerimonia è stata resa ancora più significativa dalla presenza dell'assessore al turismo della città metropolitana
metropolitana di Venezia Simone Venturini e dalla presenza della direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Adria, Alberta Facchi, oltre a funzionari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e rappresentanti di istituti universitari e di ricerca. Il termine gruppo di Leagros fa riferimento a un gruppo di ceramografi attivi ad Atene tra il 525 e il 500 a.C., specializzati nella tecnica a figure nere. L'anfora ritrovata costituisce una preziosa testimonianza della civiltà dell'antica Grecia e della sua arte ceramica. Il contrasto al traffico illecito di reperti archeologici rappresenta uno degli obiettivi principali del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia. Grazie alle verifiche costanti presso gli esercizi commerciali di settore e alla collaborazione di studiosi appassionati, il patrimonio pubblico viene arricchito di queste testimonianze storiche, restituendo alla collettività oggetti che narrano la storia di territori e comunità antiche. Questo sforzo congiunto tra istituzioni e professionisti mira a preservare il ricco patrimonio culturale dell'Italia e a renderlo fruibile per le generazioni presenti e future. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 28 luglio, è la farmacia La Navicella in Viale Mediterraneo Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!